Good morning. We will prepare today's ravioli with ricotta with tagliatelle and sauce pork. Let's take a bit of ricotta. Let's smash it. Let's add just a red of egg. Some marjoram leaves. Let's mix homogeneously. In the meantime, we would have already prepared pie crust. The dough for pasta of ravioli is about 1 kilo of flour with 8 red of eggs. It must be kneaded and let rested for 1/2 hour. Let's mix our ricotta as it was a cream. The processing of this pasta must be in manual mode in order to preserve the elasticity of the pasta and also the crude consistency of the mixture. This thing helps a greater absorption of sauce and of ricotta. Once obtained our foil of pasta, let's proceed with positioning of small piles of ricotta. In order to create our ravioli, let's use our stencil. In the same pasta we put a bit of flour and let's roll. And we will obtain our tagliatelle. Here are our tagliatelle and our ravioli. Let's make boil in pot with salted water. And now we are ready to prepare our dish of tagliatelle and ravioli with pork sauce. With the same pasta we can obtain tagliatelle to mix with ravioli. Let's take a foil of pasta and let's cut it just a bit larger. Let's create strips so-called listarelle of about 1 centimeter. And let's incise with a finger to create some small notchetti that in Modica we call tagliatelle. They can be cooked together with ravioli to have variety. The hot water is ready. Let's add then salt and let's put our ravioli. Let's add a pinch of tagliatelle. The pasta is fresh, then we can let cook it for about 10 minutes. And we will have our dish ready to serve. After 7 minutes, our fresh pasta is ready to be put into the plate. Let's add some pork sauce that we have already prepared. The dish is ready to be served. Ravioli and tagliatelle with pork sauce. Abbiamo il nostro stampino. Con la stessa pasta noi mettiamo un po' di farina, rotoliamo e otteniamo le nostre tagliatelle. Ecco qua, abbiamo le nostre tagliatelle, i nostri ravioli, facciamo bollire in una pentola un po' di acqua salata
e siamo pronti per preparare il nostro piatto di ravioli con tagliatelle al sugo di maiale. Con la stessa pasta noi possiamo ricavare anche i cavatelli da mischiare con i ravioli. Facciamo una foglia di pasta, tagliamo un po' più grossa, facciamo delle listarelle di circa 1 centimetro e li giriamo con il dito per formare dei piccoli gnocchetti che alla modicana invece vengono chiamati cavatelli. Questi vengono cotti insieme ai ravioli per fare un piatto diverso di ravioli e cavatelli al sugo di maiale. Chiamo la vita e morte, ma rispondi. E tra l'allero, 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 l'allà. E tra l'allero, l'allero. Allora abbiamo la nostra acqua pronta, aggiungiamo il sale e ci mettiamo i nostri ravioli. Aggiungiamo anche un pizzico di tagliatelle. Siccome la pasta è fresca, possiamo far cuocere al massimo 10 minuti per essere il piatto pronto per essere servito. Allora, sono passati 7 minuti, la nostra pasta fresca è pronta per essere impiattata. Vanno a cantare. Aggiungiamo il sugo di maiale che abbiamo già preparato. Fanno l'amore. E tra l'allero, 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 l'allero. Il piatto è pronto per essere servito. Ravioli, tagliatelle al sugo di maiale.